13 anni che facciamo questa mostra, denominata La Terra del Tiepolo. Perché Terra del Tiepolo? Perché questa era la zona dei Tiepolo. A Zianigo c'è una pinacoteca del Tiepolo, nella chiesa arcipretale di Zianigo sono dei dipinti e quindi il territorio di Santa Maria di Sala ha dedicato al Tiepolo questa zona. La nostra iniziativa è nata 13 anni fa per merito di Don Lucio, un parroco che era qui a Caselle. I presepi è la mia passione, quindi dal presepio è nata questa mostra. Negli anni siamo cresciuti e siamo arrivati ad avere anche 700 presepi da tutto il mondo. Da 2 o 3 anni siamo sulla tacca di 400 presepi, lo stesso provenienti quest'anno da tutta Italia. Abbiamo dei presepi che provengono dal museo di Frassinelle, dal museo di Soave, dove ci sono i musei delle diorami. Siamo riusciti negli anni a portare, dico, dei bellissimi presepi privati e maestri dei presepi. Abbiamo creato un percorso in cui la gente può gustarsi i presepi, guardare i particolari dei presepi. Siamo gemellati anche con l'isola di Chivà, che è un'isola che è gemellata col comune di Santa Maria di Sala. Nel 2019 mi era nata la curiosità di fare un presepio dedicato all'albero degli zoccoli di Armando Olmi. E io, Luciano e le nostre mogli siamo stati ospiti a Treviglio, dove hanno girato il film.